Con Paolo Zoppas, tecnico di casa. Ci ha fatto soffrire quest'oggi, abbiamo sofferto fino all'ultimo per portare via un punto, perché dico portar via, loro hanno fatto una gran bella partita. Sì, facevo meno fatica quando giocavo. Immagino. È un peccato perché è un periodo che gira così, siamo partiti bene, abbiamo fatto 7 minuti fatti bene e la prima azione abbiamo preso gol, dopo loro bravi nel senso che hanno gestito bene, hanno giocato in contropiede. Però la reazione c'è stata, al secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo creato diverse occasioni e quindi sono contento perché rimetterla in piedi oggi era veramente difficilissimo e quindi sono contento della reazione, però al primo tempo abbiamo concesso troppo su errori, su situazioni nostre, diciamo così, e quindi dopo recuperare diventa difficile. L'abbiamo fatto domenica scorsa, siamo riusciti anche oggi, però si fa tanta fatica e si raccoglie poco. Ne parlavamo 15 giorni fa nella partita sfortunata con il Giorgione qua, e dicevi appunto gli errori ci penalizzano, e anche oggi effettivamente qualcosa lì, se non c'erano quegli errori poteva cambiare. Sì, come col Giorgione, quando vai sotto chiaramente le partite cambiano completamente. Noi è un periodo che purtroppo andiamo sempre sotto e dopo ribaltarle diventa molto molto difficile. Poi trovi squadre come loro organizzate che comunque hanno passo, che giocano sulla profondità, e questo quando sei sotto diventa... Poi subentra un po' anche la paura di... Sì, perché comunque... Ho visto qualcuno un po' indeciso. Ma sì, è chiaro che quando le cose vanno male c'è qualcuno, soprattutto magari qualche giovane, che ci sta perché comunque fa parte del percorso, che vive un momento di difficoltà come tutta la squadra e quindi va in difficoltà. Devono essere bravi, e lo sono, a reagire a questi momenti, perché qua si cresce. Campionato, ci siamo ancora lì, insomma, dai. Sì, adesso è un momento nel quale noi non dobbiamo guardare assolutamente il campionato, la classifica, dobbiamo guardare a migliorare, alle prestazioni, ad essere più squadra nei momenti di difficoltà. Ripartiamo dalla reazione, abbiamo recuperato 2 gol e comunque nel secondo tempo avevamo già creato, prima del gol avevamo già creato 2 o 3 situazioni pericolose e abbiamo strada da fare.